al numero 12, che sarebbe, come di, una dusena. Prima di tutto ringraziamo tutti i nostri amici che hanno scritto per dare consigli e per dire parole di incoraggiamento. Fra tutte le lettere ricevute, ricordiamo le più significative e ringraziamo particolarmente Madamin Chellina Villavecchia, Madamin Maria Tosetti e l'anonimo, sì, non veneziano, un di più assidui, Monsieur Pino Simonetti, Monsieur Armandi, l'ispettorato Fiat a Teheran, i poeta piemontesi Renato Canini a Cuni e Piero Ferro a Turin, ai quali fuma anche i nostri complimenti per le bellissime poesie che presto saranno ospitate a nostra casa. Gianni Olmo e Giovanni Barberis del Corriere Asilianese e infine Armando Ferragatta, sindaco di Ronsecco. Ah, e v'anticipo che stuma prontando una sorpresa per i vostri cid, ma sarai più precisa al prossimo numero a nostra casa. E adesso io lascio in compagnia ad Mario Castagneri per la sua ciacciarada insieme ai nostri cruci. Summa repubblicano, ma qualcosa di regio a mezzo a noi e resta sempre. Forse insomma è nostalgico, forse è sempre qualcosa che aggruppa a col passato che è lì. Fatto sta che noi viviamo ed ricordo, come quando al nostro più importante teatro lirico, a forza e Fefeu e Zobosc, assent diverso da tutti gli altri. Fefeu e Zobosc, una volta, e una volta anche brillava di luce propria. Adesso, tanto per continuare a parlare di luce, e potremmo proprio dire che il nostro teatro regio ha la Enel davanti, scusami, e nel di dietro, perlomeno per lo che riguarda i finanziamenti da parte della Stato per la sua sopravvivenza. A Milano, però, qui la Scala, stranamente un invidio. Mi è capito che sono, perché pensando al nome del nostro sovrintendente, appello sempre di che l'erba di Torino è sempre più verde. Ma però alle non parei, perché anche noi siamo la bagna e malgrado gli sforzi fai da tutti per salvare la situazione lirica ante la capitale del Piemonte, i miliardi di deficit a resto e sono. Venendo di vere casio o se potremmo sanare la passività del nostro teatro regio. Certo che per essere un teatro regio è una bella repubblica, La Stato dovrebbe stanziare miliardi e miliardi, però hanno la carta. E lo fanno la carta, però dalla delibera e dal stanziamento al pagamento la strada va a è lunga. Perché? Anche per l'onca riguarda i finanziamenti di enti lirici, non mac dal Reggio Turin, ma di cui è tutta Italia, la frase potrebbe essere una sola. La sveglia è gran, canta che ti passa, ma a panza veida, come che si fa a cantare? Meire al nostro Reggio a morire non, però i cantanti, gli scenografi, i registi, le ballerine, bisogna pagare, ma pagare come? Con che soldi? L'interferenza politica d'altronde continua a condizionare il nostro cartone, perché al bec i nostri politicanti continuano a fucchiare tutto. Sarebbe come dire sol ma con sei tanti. Ma i cari signori del governo, e lei mai visto la gente a mangiare con una ramina con sei? Oh, ma che bella festa tutti questi stanziamenti. A mas mia la gente che aspetta la morte da un vei parente. Un et cui parente ricco che sciopo proprio nen, mentre cui come Reggio a mero col cuor pieno. Corriamo, su presto non c'è tempo da aspettare, ma quanta gente deve ancora salire, è sempre pieno, zeppo il posto non troviamo, mai per noi verrà. Fatti e cose del Piemonte commentati da Mussù Pautas e Madame Bunin, impersonati da Beppe Moncalé e Luisella Guidetti.
Cerea, Madama Bonin, come cavallo? Cavallo ben. Oh, c'eravamo si pautas, ma come aveva cavata? Va sempre lì stessa, almeno per l'un che riguarda me. Piuttosto, alle chielca dovrei diminuita, alle non chielca sei sempre tu. Sei sempre tutto. Sai l'un che leso e l'un candiso. Però anche me sono contento. Finalmente lo mi cambiamo proverbi. Eh sì, ma cosa che intro i proverbi adesso? Ma chi là? Alla non l'esilo col fatto con la cita mora che non è borso a scuola? Oh, lei fa l'esilo, però all'andimlo, ne? Ma lui lì cosa che entra coi proverbi? Cosa che entra? Ma le proprie silbel. Per non che riguarda sta cita mora, d'ora in avanti a spudrapi non disse le cose sporche che sono cose nere, ma dirà, sono cose bianche, su ma capisse, Madama Bonin? Oh, su ma che capisse, d'altronde da un paese come l'Italia, andò a riesu fin a importei a spaghetti dall'Inghilterra, cosa che vel pretende? Ma Madama Bonin, ma su sia la conseguenza logica. Una volta e l'avio capitai e spaghetti, adesso forse ad esportei capitai e sono obbligai a importei spaghetti, picciar che parei? Oh, ma che sia proprio niente da fe per stare in questa situazione, eh? No, e lei paura no, che sia proprio niente da fe, a meno che che cosa? A meno che attravenan il petrolio il Valentin. Oh, musi pautas, ma cosa che dice? Ma cosa che entra il petrolio al Valentin? Ma chi là? All'ancora non passa davanti al castello medioval del Valentin. Sarà almeno 3 mesi che viene squarsent la strada, largo picche 5 metri e almeno lungo picche 20. Sì, i casi secondo me sono 2. O a cerco il petrolio o a non farlo per fare di spesa. Oh, certo che chi era cose anasane, musi pautas, e pensé che si lamenta sempre. Ma cosa che pretenda P come persona? E pretendo P e basta. Ma lo sa mia cara Madama Bonin, che è gente che pia certe pensioni, che mi sogneria neanche se piace la cocaina, che come tutti insomma è una cosa che fa vedere tutto rosa. Oh, chi è a piura, ma fin adesso l'hai mai visto l'umeire fan. Alla fin del mese, alle sempre arrivai, alle nevera, forse alle nevera? Sì, arrivo perché sono un atleta e riesco sempre a fare 30 giorni a ostacoli. Chi è il musipautas e l'hai paura che piura gamba sana? Sì. Sì, sono proprio il tipo che più gamba sana, ma Madama Bonin. Ma si rende conto che mi e qui come mi, devo aspettare che venga al vermenti il pum per poter mangiare frutta e carne. Musipautas, chi è? Ale un salope, ecco cosa che lei. E mi è su una fola per del tempo a scutelu, e me ne vado, ce l'è e casa venta la buca. Va bene, vieni a vedere allora, Madama Bonin. Qualche superga all'Alcapè. Avventure tragicomiche di Rensin. Al secolo Ugo Bertinetti. Lo coadiuva Sergio Bertoldo dei Gianduiotti. Arrivami a mese Rensin, mai che lo uda travagliare una volta. Ciao, Sudur! A tutto il farinel che arriva? Sì, friconda! Spiegami un po' perché la chiamiamo Sudur? E vuole fare la spiritus anche a noi? Ma no, e lei chiamate Sudur perché ti il travai e se venen sincronizza. Andue il travai e ti ses nenti. E andue ti ses ti e ien al travai. Invece alle franne è vero? E lei cammina proprio ieri a Rusché. Ma se ieri la san camminare a Rusché, come mai anche io vedo a Girolè e a fe niente? Perché lei trova un padrone che era morto. Figurate che l'annunzia in tal giornale a dizia. Cercati aiutante idraulico. 10.000 giornaliere. E ti sei presentate? Ma te l'hai dite sì, testun d'un testun. E tu presentami, ma l'hai subito capito che aveva a che fare con un padrone morto. E l'hai chiamato vari di ferie candasia e che l'ha risponduto. 15 di pagare. Ma tu sai che t'han dise alle picche normali. Per te che c'è smacfol, ma c'è non morto.
Ma perché là che era garula in pian, era tutto che normale. Figurate che per pagarmi 15 giorni a ferie, avrei che rischiare noni. E ben, e vede che la Madonna l'aiutate a fare in maniera che due se ne travagliare con un padron matto. E la Madonna vorrei di teme, alla via morta femme trovare un padron che mi fa lavorare 15 giorni e che mi paga nonni a ferie. La tu capi, me fricondo. Ma tasmia ne pretende un po' troppo dalla Madonna? Ti, babatu dan babatu. Ve le buttei al limite alla provvidenza de. No, mi in più ben guarda. Per me però, ti è proprio la spina dorsale a veder. Ti l'angata sporca. Dai antai con le tue malignitone, Se no, e fa spera fin che la fai anche al capella superco. E che fine la fai? Allora arrivai al vento e la scafflavo via. E adesso spero anche pedalare. Ciao Renzi. Ciao fricondo d'un fricondo. Finalmente sunt tornat i bersaglier con la fanfara ad papà Sandrin. Qualcuno podría chiamarsi cosa che è il decalogo di Bersaglier. Allenenau che la spiegazione del carattere del corpo. L'esumlo attentamente insieme. Obbedienza, rispetto, conoscenza assoluta della propria arma, molto addestramento, ginnastica di ogni genere fino alla frenesia, cameratismo, sentimento della famiglia, onore al capo dello Stato, onore alla patria, fiducia in se stessi fino alla presunzione. Quanta non pensai che questo sia il comandamento, ma le mac l'impegno che il Bersaglier ha le piace quando le stai scelto a fare parte di tale specialità. E st'impegno il Bersaglier ha tenuto a rispettarlo e anche fieramente. Da quando che l'uomo ha ereditato il decalogo, l'uomo ha sempre rispettato quell'impegno che resta ancora adesso immutato e lo sarà sempre nel tempo. La prima parte sta per finire e alle 15 l'ora a Gipo Farassino, che persona ancora al sindic dal me paese. Miei cori con Povesoni e consiglio è giunto. È con l'animo franto e la scotura in giustizia che comincio il mio discorso facendovi una confidenza. Andio no sarà piantare in ledde mia dos mi a strangura il porco. Per intanto, armasno del catechismo, ora digli che San Giuseppe Coturango, prima di iniziare la sua grande opera, ardò a lei conoscere un tipo come il sindaco. E per proseguire dicendo, a si poveri malnò, che se il sindaco è il primo cittadino del Paveso, che ha la saria piasigli savai, anche sto con le ultime. Ma me non perdonai, no, me lo sevi, io non dell'auri, ma non sei più che un professore di diritto e un professore da storto bitonsemo. E io fermò un per mese drapiosa questo sibillatore di anime e io digli,
Faccia bene attenzione come che parlano, non ci pensa che sono un ufficiale di Stato? E chi è Aradimi? Non penso tanto all'ufficiale di Stato quanto lo Stato dell'ufficiale, va bene? Ed in desnivire abbastanza la sua vestanaida, devi capire? Non ha accettato il dialogo, e avevi paura, e avendo paura di me, mi sporla da dietro le spalle. Comunque, ho dato ordine all'Oveger capo della musica che guai a lui se va a suonare in precisione per la festa della Madonna. Per il porco, pignante musico. Se vuole la musica in processione, andiamo a dare anche il campanino, purtesrio da prese su pateru ben forte. E anche la faccenda della processione è a catastrofe. Il porco, adevnemi savai, a della mia decisione, e domenica da serpirpita modamidosa in una maniera peschenza. Ma sevi cosa che avere coraggio di che la vita dell'uomo è come l'intelligenza del sindaco, cioè molto corta. E poi come se bastai sananga raggiuntoie che quando nostro Signore Dio ha distribuito i servei agli uomini, me erano doppi sé. E quando son tornò, gli moc picchiar per voi che restò, capè? Proprio chi è che parla di intelligenza, sto sauta ciuandi che le pesca in jukebox, signori. Ma che un jukebox funziona coi pesi da san, mentre il nostro porco canta suona, ma se ti bitti in dan tanti piatta da smira. E per ultimo i disatuti che per forza che me son criom, perché tutti i brutti son criom. Andate brutta me, come carfiscia bel chiaro. Ma saranno con che posoie che le veda un bel togma come una focia come la sua, a recarle vette tutti noi. Insomma, no, se spriavi la pianta nell'è, un fa nel fedig morovi, sì signori, un van la cirosi antipatico. E voi accodevi che sarà nostra cantina a sociale, alla pianta nell'ed mandei der cosi e bottiglie gratis ante a parrocchia, io prendo un provvedimento dermatologico e ritiro la licenza d'esercizio. Adesso dir porco, avei piranzanni parlani. No, voglio invece dire che una volta tonta io mi faccio bella figura nel confronto delle autorità. Infatti, quando è venuto il viceprefetto a fare visita, tutti i mosnodi e scoli e i rubambitò, ben vestiti, cianfila e chi al mademi. Bravo, questi bambini sono bene alienati. E che me io rispondegli, grossi, qui grandi e piccoli, siamo tutti alienati a così. E nel ricordo di questa profonda gioia che vi invita tutti a gridare abbasso il parroco e viva sempre il nostro immortale sindaco, che sarebbe per sempre me.